presentazione degli autori. Grazie Mattiello, prega anche per noi. Fammi parlare da qui. Appunto, era quello che eravamo previsto. Grazie Don. Adesso noi ringraziamo i rappresentanti di altre fedi che hanno aderito al nostro invito e sono presenti. Invito per un saluto per quanto riterrà di dirci il rappresentante della comunità musulmana di Genova, Salam Hussein. Scusate, chiedo scusa, volevo solo un breve inciso. Era stato fatto osservare che questo convegno interreligioso, soprattutto così, manca la componente ebraica, della comunità ebraica. Io volevo spendere una parola in questo senso, dicendo che non c'è stata alcuna esclusione e che noi sentiamo presenti i fratelli della comunità ebraica a questo convegno. Semplicemente questo libro, posso dire così, è stato concepito per cercare di approfondire maggiormente la conoscenza di religioni come appunto le religioni orientali, l'induismo, il buddismo, di cui si è occupato appunto Roberto Catalano. Naturalmente essendo, e ora do subito la parola a Salah Hussein, la componente musulmana oggi la componente maggioritaria, credo, no? Di una presenza religiosa non cristiana nel nostro mondo, nel nostro Occidente, è stato dato uno spazio anche in questo senso. Quindi aggiungo solo una cosa velocemente: questo libro, vedete, è un libro di 250 pagine, no? Quindi richiede anche una certa pazienza ed è però stato concepito come un libro divulgativo, quindi che andasse in mano non a specialisti universitari, eccetera, eccetera, per esempio, no? Ma che andasse in mano a chiunque voglia sapere un pochino di più, approfondire un pochino di più questo aspetto, quindi a chiunque è presente, per esempio, questa sera in questa sala, pur non avendo particolari titoli accademici, eccetera, oppure se li ha ed è interessato a farlo, ne venga. Quindi se noi avessimo aggiunto tante altre pagine, forse questo lavoro sarebbe diventato e risultato un po' troppo, pesante, ma questo, lo ripeto, non significa un'esclusione della comunità ebraica che è presente a Genova, che noi salutiamo, che io personalmente voglio da questo palco salutare, credo insieme a padre Andrea e a tutti noi, e che magari ci sarà un'altra occasione, speriamo possano esserci altre occasioni per incontrare. Do la parola a Salah Hussein. Grazie. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Appunto è una serata di dialogo tra persone, possono essere definiti di culture, di religioni differenti, ma sono persone creature di Dio, dell'unico Dio in cui crediamo tutti. Quindi già partiamo da una entità unica che provvede anche al nostro incontro. Le ragioni del dialogo sono tantissime, guai se non ci fosse dialogo infracomunitario, quindi internamente alle comunità religiose, quindi fra le comunità religiose musulmane, fra le comunità religiose cristiane, fra le comunità religiose ebraiche o di altre religioni, perché i principi sono unici, poi l'interpretazione, come vivere quei principi, vediamo, sono tantissimi modi di viverli, ciascuno poi, in base alla sua esperienza di vita, alla sua condizione di vita, amplifica una parte o vive meglio una parte della propria religione. Il dialogo nella religione musulmana è un caposaldo della comunità musulmana, della religione musulmana, del profeta Muhammad, che la pace sia su di lui e su tutti i profeti.
ha da subito dialogato con anche i non credenti, anzi inizialmente c'erano solo i non credenti a Mecca, oppure i politeisti, non credenti in realtà non è corretto dirlo, però credevano agli idoli presenti nella Kaaba. E si ricorda, adesso faccio una premessa, non è una lezione, scusatemi del passaggio, però secondo me è importante conoscerci, perché se non ci conosciamo a vicenda diventa sì, buona in maniera rispettarci, però se ci conosciamo ci rispettiamo più profondamente, cioè il rapporto diventa più sincero e autentico. Per rispetto faccio una mia esperienza di vita a Genova. Io di incontri di dialogo, per mia fortuna, ne ho fatti tantissimi e mi hanno insegnato molto. Però l'episodio che racconto moltissime volte, l'ho raccontato ai miei fratelli, ai ragazzi musulmani giovani, no? Un episodio all'università. Io ho fatto ingegneria a Genova, dell'Opera Pia, e sapete che i musulmani pregano 5 volte al giorno, abbiamo questi orari determinati, c'è un arco di tempo per ogni preghiera. Io la seconda preghiera del giorno, che inizia tra le 13 e le 15, in questo arco di tempo, in questo modo, la facevo all'università, perché è inevitabile. No? Quindi io cercavo a fine lezione una stanza dove posso fare la preghiera. Allora mi sono messo in un angolo in una stanza vuota, ho iniziato la preghiera. Appena iniziata, la preghiera dura 5 minuti, non è che sia lunghissima. Ho appena iniziato la preghiera, un professore con un gruppo di studenti voleva avere una lezione dentro, quindi sono rimasti fuori. Quindi ho fatto velocemente la prima preghiera, preoccupato, imbarazzato. Uscendo, gli ho detto scusatemi, avevo interrotto la lezione. Il professore mi ha detto scusaci te. Mi è rimasto, ve la racconto e lo racconterò e l'ho raccontato tantissime volte, perché è proprio il rispetto, sincero, profondo, che segna appunto il dialogo vero, non la cortesia, ma va benissimo anche la cortesia, essere educati, con la sincerità del rapporto. E l'ha detto il professore nella sua introduzione del libro. No? Quindi Allah, il nostro Dio, God, no? Che è questa entità, e disse un passaggio del Corano, dice: se Dio avesse voluto avrebbe fatto una unica comunità, no? O tutti credenti o tutti non credenti, unico pensiero, però vi ha voluto diversi, Ci sono 2 versetti. In un versetto dice affinché vi conosciate, quindi la diversità dovrebbe essere stimolo alla conoscenza. La diversità deve essere stimolo alla conoscenza, perché se noi tutti siamo uguali, come possiamo crescere? Da chi imparare qualcosa di diverso? Quindi la diversità, ciascuno ha qualcosa da insegnare all'altro e da imparare dall'altro. Nessuno, c'è un proverbio arabo che dice: la scienza o la conoscenza si cerca dalla culla alla tomba, quindi non finisce mai di imparare, si ha i ricettori aperti. Se qualcuno è talmente chiuso che pensa di sapere tutto, quello non impara. Il profeta disse che 2 persone non imparano: il timido, che si isola perché certo, no? L'arrogante, quello che pensa di sapere tutto. Timido che magari non ascolta, è isolato dal contesto in cui vive, e l'arrogante che pensa di sapere tutto. Quindi, ma cosa puoi dirmi te? No, invece si può imparare da molti, da tutti. Avere la disposizione a essere aperta ad ascoltare. Il modo di dialogare è importante. Questo l'ho vissuto a Genova, in realtà con molte comunità. Ho parlato con Don Balletto, con tantissimi esponenti religiosi, con i focolari, con il CEIS, con l'ausilio, insomma, anche per lavoro, no? Quindi questo dialogo con rispetto è importante. Il Corano ci insegna, guardate come succede anche nel cristianesimo, no? I principi non sono sempre seguiti dalle persone.
alcune persone le seguono, cioè, oppure si sforzano a seguire, altre invece no, hanno le loro convinzioni. Il Corano dice: non dialogate con la gente del libro se non con le buone maniere. Se non avete le buone maniere, non dialogate, perché peggiorate la situazione. Quindi bisogna trovare le parole, l'atteggiamento, l'ascolto, l'umiltà. Perché tutti siamo creatori di Dio, o come dicono i cristiani, figli di Dio. È Dio che ci ha creati così. E questo deve essere rispettato se ci ha creati così diversi. Non denigrato, dice io sono superiore a te, non ti do spazio. Ovviamente ci deve essere un rispetto reciproco e non un'aggressione, le buone maniere della convivenza. Quindi la costruzione della comunità umana, fratelli di tutti, o fratelli della umanità, secondo me sono dei principi che appunto il Papa Francesco e l'imam Tayyibi che hanno scritto, si sono portati a Dubai, sono principi in cui noi crediamo e cerchiamo, no, ciascuno col suo piccolo, no, di farsi valere o farli trasmettere, ma nel suo modo di vivere. Perché il parlare delle volte aria che esce, la cosa che sicuramente contribuisce a cambiare il tuo atteggiamento di vita, e di cui tutti noi ne siamo responsabili davanti a Dio. Io non so, l'ha detto al profeta, Dio ci ha detto al profeta Mohammed, e lo dice anche a tutti i musulmani: tu non hai l'obbligo o il dovere di cambiare le persone, tu hai l'obbligo di fare l'annuncio alle persone. Poi le persone se vogliono possono cambiare, se possono no. Quindi e le responsabilità, quindi io il lavoro come si dice, della goccia contagiosa, mi è piaciuto molto questo termine, no? Proprio io lo chiamai al tempo dopo l'11 settembre, la comunità musulmana ha vissuto momenti molto difficili di essere sotto gli occhi di tutti, sospettati, no? Ho detto, guardate, noi non possiamo combattere mass media mondiale che dice no, ma cosa state dicendo, ma diciamo un'altra cosa. Abbiamo detto questa cosa milioni di volte. Dice no, lo potete fare nel vostro atteggiamento quotidiano, col vicino di casa, col compagno di lavoro, col compagno di classe, con le persone che incontrate nel mercato, però nell'atteggiamento, che deve essere una cosa, un modo di vivere il dialogo. Grazie. Adesso invito a intervenire per la comunità induista la signora o signorina Maria Valeggi. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito. Il mio nome, lo devo precisare, è Savitri Dedi, il mio nome, diciamo, indiano. Io faccio parte dell'Unione Induista Italiana, che è molto, molto impegnata, molto attiva nel dialogo, nell'incontro con tutte le culture, tutte le religioni. Ecco, io ho fatto così, preparato un piccolo intervento dove, ecco, questo testo io l'ho visto molto interessante e molto utile, penso, anche per questo mondo, no? Partendo dalla situazione storico-sociale che si è creata a partire dal secolo scorso, analizza come l'incontro, il dialogo, la conoscenza reciproca siano sempre più presenti. Ecco, da un passato a volte problematico, caratterizzato da tensioni, guerre, si era arrivati quasi ad escludere la religione dalla sfera pubblica,
perché era ritenuta più fonte di conflitti. Infatti si dice che gli uomini con la religione possono esprimere il meglio o il peggio di sé. Oggi le cose stanno cambiando. Da un lato vi è un grande afflato spirituale e dall'altro la ricerca dell'incontro, della conoscenza, del dialogo, anche da parte delle diverse religioni. E ho individuato nel libro alcuni punti che sono in consonanza con i principi dell'induismo. Ce ne sono tantissimi, diciamo, in consonanza con i principi dell'induismo. Io ne ho messo in evidenza qualcuno. Ad esempio, la problematica del cristianesimo sulla possibilità di salvezza degli altri, che come dire, ha avuto un'inversione di rotta nel Novecento, soprattutto con il Concilio Vaticano II, e c'è una citazione di un teologo, Rachner: l'ottimismo riguardo alla salvezza degli altri è uno dei risultati maggiormente degni di nota del Concilio Vaticano II. Poi, ecco, questa che mi ha fatto molto piacere è la citazione di Papa Moltini nel suo viaggio in India, a Bombay, dove cita una preghiera, un mantra dell'induismo che risale ad un testo vedico circa più o meno 700, insomma del primo millennio a.C., che recita: dal non essere conducimi all'essere, dalle tenebre conducimi alla luce, dalla morte conducimi alla vita. E l'ha proprio, come dire, evidenziato come già diciamo in tempi così remoti vi fosse un così forte afflato spirituale. Poi non vorrei fare citazioni filosofiche, comunque ho trovato interessante che ciò che sta accadendo adesso sia stato paragonato ai periodi assiali dell'umanità, che è stato teorizzato da Karl Jaspers. No, il periodo assiale dell'umanità, quello in cui sempre nel primo millennio a.C. c'è stato un momento in cui in tutto il mondo c'è stato proprio un cambiamento spirituale e filosofico in diverse parti del mondo, cioè contemporaneamente abbiamo avuto i profeti ebraici, abbiamo avuto le Upanishad in India, poi c'è stato Lao Tse in Cina, c'è stato Zarathustra. Insomma, in pochi anni relativamente la spiritualità di tutto il mondo è cambiata e si è, come dire, specializzata, no? Ora sta succedendo qualcosa di inverso, cioè c'è una specie di ritorno all'unità, no? Di ricerca di trovare il principio comune, anche rimanendo ciascuno se stesso, però ritornare a quel principio che è poi l'origine, no, di tutte le religioni, di tutte le ricerche spirituali. E un'altra cosa, diciamo, la famosa regola d'oro che è presente in tutte le religioni, cioè fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi e non fare quello che non vorremmo fare. E quindi vediamo nell'insieme un cristianesimo sempre più aperto e dialogante, come auspicato dal Papa, e come mostra la sua storia recente. Vediamo questa ricerca di incontro, di dialogo, di conoscenza reciproca. Ora vorrei un attimo illustrare più specificamente quello, diciamo, qualcosa dell'induismo su questo argomento. Ecco, c'è un detto molto conosciuto, molto citato, sintetico, che però è il principio fondante, diciamo, dell'induismo, che recita: quello che è uno i saggi chiamano con molti nomi. Ecco, questo come dire, è un inno, fa parte di un inno del Rig Veda, e ribadisce l'unicità della realtà anche pur nella pluralità delle sue espressioni. Cioè, l'induismo si è sviluppato in una pluralità di culti, religioni, però è essenzialmente monoteista, perché crede
nell'unicità di Dio che si esprime in molti modi. No? E questo principio sta alla base dell'accettazione delle differenze. E quindi unione, partecipazione, conoscenza senza esclusione, accettazione dell'altro, viene data la massima importanza all'armonia esistente tra l'individuo e l'universo, poiché anche si intuisce che non è possibile alcuna comunicazione con le cose che ci circondano se queste rimangono completamente estranee. L'Indù vede il divino in ogni luogo e non solo negli esseri umani, ma negli alberi, negli uccelli, negli animali, negli insetti, cioè in tutte le forme di vita. No? E questa visione di unità in tutta la creazione crea un'attitudine di adorazione proprio verso la vita, di adorazione, di protezione, di rispetto della vita in tutte le sue forme. Perché tutto ciò che si manifesta è, come dire, il modo in cui Dio parla a noi, perché Dio è invisibile, è ineffabile e noi possiamo solo conoscerlo attraverso la sua manifestazione e attraverso le relazioni con gli altri. C'è un famoso detto di Sri Ramakrishna che recita: un lago ha diverse rive, ad una gli indù con i vasi attingono l'acqua, la chiamano jal. A un'altra i musulmani la attingono con otri di cuoio, la chiamano pani, a una terza i cristiani la chiamano acqua, cioè la sostanza è la stessa, però con nomi differenti, però ciascuno va ricercando sempre la stessa cosa, soltanto il clima, l'indole, la tradizione e le varie culture che hanno le differenze. Però ciascuno deve seguire la propria via, seguire quello che sente come proprio linguaggio spirituale per arrivare a quello che è la meta, no, di tutti. Questa verità profonda si può esprimere attraverso i miti, i riti, la gestualità. E volevo appunto illustrarvi un semplice esempio, no, di questo, che è il gesto del saluto a mani giunte, Namaste. Ha un significato molto profondo, perché Namaste letteralmente significa mi inchino a te, no? Omaggio a te. Il suo significato però va oltre queste parole, queste semplici parole, va proprio verso il riconoscimento dell'unità dell'uno con l'altro. No? Io mi inchino a te, ci fa capire che i due, c'è una certa unione, no? I due non sono separabili e ci svela il segreto dell'unità e dell'armonia universali e quindi la presenza di Dio nell'altro, perché se mi inchino riconosco che in te c'è la presenza di Dio. È un semplice gesto, no? Che ci parla di sincerità, di umiltà, di armonia e ci permette, se praticato coscientemente, di comprendere quella sorgente reale della nostra esistenza che è quell'uno di cui ci hanno parlato gli antichi saggi. Se le relazioni umane iniziassero con questo sentimento, non ci sarebbe spazio per malvagità, violenza, ipocrisia. Si riconoscerebbe che l'uomo è un tempio mobile di Dio e che lo scopo della vita è proprio quello di arrivare a congiungersi a Lui. La vita, le relazioni potrebbero essere migliori, improntate all'armonia e a uno stato naturale di innocuità, ahimsa, no? Innocenza, come dice il professor Piano, proprio traducendo letteralmente questa parola, perché himsa sarebbe il nuocere, ahimsa l'innocenza, che viene tradotto con non violenza, no? Quindi portare le mani al cuore ci ricorda l'importanza di comunicare agli altri sentimenti di amicizia, amore, benessere e umiltà. Questo gesto ci esprime l'unione degli opposti, la complementarietà degli elementi che costituiscono l'universo e la loro armonia.
definita ritmo dell'essere da Raymond Panica. Allora, se nella relazione manca il senso di unione, non sarà possibile la comprensione, vi saranno tensioni, frustrazioni. L'induista ha profondo rispetto per tutte le religioni, che sono viste come diversi modi di ricerca di Dio. Vi è totale accettazione e anche grande rispetto per il sacro e per tutti i luoghi sacri di tutte le religioni. E quindi, premesso quanto sopra, è vietato il proselitismo. Il proselitismo è proprio, non è ben visto, non esiste, ecco, il concetto di proselitismo. Un altro piccolo così, flash è un altro detto di origine upanishadica, diciamo testi vedici, Vasudhaiva Kutumbakam, che significa tutto il mondo è una famiglia. Questo è un altro principio importantissimo che sta a fondamento della vita sociale ed è un valore morale molto importante. È persino stato posto sul portale d'ingresso del Parlamento indiano a Delhi e è ribadito in occasioni pubbliche da primi ministri, da persone importanti. È considerato il pensiero vedantico più elevato. Ora, detto così è un detto, però se si analizza porta veramente a un cambiamento di atteggiamento verso tutti gli altri, perché se consideriamo tutto il mondo una famiglia, cercheremo la soluzione dei conflitti non in maniera violenta, non con l'intento di distruggere l'altro, no, ma in maniera costruttiva. E, insomma, l'atteggiamento verso gli altri cambierebbe completamente. Sarebbe giusto, entreremo in un modo di vivere più giusto, ecco. Quindi è molto interessante. Ecco, sì. Ancora un attimo volevo citare Vivekananda, se posso, ecco, se ho tempo. Vivekananda è interessante perché è uno swami, un monaco indiano, e è stata la prima volta in cui il mondo occidentale è venuto a contatto con l'induismo. Fu nel 1893 a Chicago, al Parlamento delle Religioni, che era stato indetto in occasione delle celebrazioni del 400° anniversario della scoperta dell'America. Ecco, questo giovane indiano si è presentato davanti a tutti i rappresentanti delle diverse religioni e esordì il suo discorso dicendo: fratelli e sorelle d'America. E a quelle parole il pubblico rimase stupito e rispose con un fervoroso applauso. E parlò, ecco, dei principi di comprensione, di tolleranza universale, di accettazione della verità insita in tutte le religioni. Parlò del suo paese, dell'India, che ha dato rifugio ai perseguitati di tutte le religioni, a tutti i profughi, e poi citò alcuni passi di nuovo che ribadiscono questo concetto, come i diversi fiumi, pur avendo la loro sorgente in luoghi differenti, confluiscono nel mare, così, o Signore, le numerose vie che gli uomini seguono verso numerose tendenze, nonostante appaiano varie, tortuose o diritte, portano tutte a te. Ecco, e poi insomma parlò dell'importanza di contribuire, il binocolo, l'auspicio e il bigottismo e il fanatismo finiscono. Concludo dicendo che è importante contribuire a creare ponti di amicizia e fratellanza per conoscerci, rispettarci e amarci. Questo avvicina la pace, rende sempre più consapevoli del grande valore che la pace ha in ogni religione. La forza della pace che si trova nelle religioni non è quella dei potenti, ma quella dell'incontro, della conoscenza, dell'amicizia, dell'amore. È una pace che deriva dal cuore
è una grande risorsa per l'umanità. Grazie. E diamo brevemente la parola il rappresentante della comunità buddista, signor Mauro Anastasi. Il tempo è tirando via. Grazie. Ti mando via. Avvicendamento. Si sente? Sì. Buonasera a tutti a questo punto della giornata, si sta facendo buio. Come è stato detto, io sono rappresentante dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Il buddismo è un universo molto variegato, in cui sono presenti molte scuole, molte correnti nate per motivi storici, geografici e così via, in cui si trova, benché tutti facciano riferimento al Buddha storico, al primo Buddha storico, Shakyamuni, quello delle statuine, in genere con la pancia, tutti si fa riferimento allo stesso maestro, però poi la storia e la geografia hanno portato a elaborazioni anche piuttosto diverse. Per quello che mi riguarda, io faccio parte appunto dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, è una diramazione, è l'espressione italiana della Soka Gakkai internazionale, Soka Gakkai significa Società per la Creazione di Valore. È un'organizzazione laica che si rifà agli insegnamenti di un maestro giapponese vissuto nel 1200, che ha dato le fondamenta della nostra pratica. In Giappone lo studiano sui libri di storia come un grande riformatore del buddismo della sua epoca, tant'è che è sopravvissuto fino adesso. Questo solo per inquadrare che non sono il buddista, ma sono un buddista di una scuola, però sono convinto che, come abbiamo sentito, sono molti i punti che ci accomunano. Sicuramente tra buddisti, ma come si è sentito tra tutte le religioni. La Soka Gakkai fin dalla sua fondazione, il fondatore nel 1930, un insegnante giapponese, Tsunezaburo Makiguchi, prevedeva che dopo un'epoca le epoche di competizione militare tra gli stati sarebbe succeduto un'epoca di competizione economica e alla fine si sarebbe arrivati a una competizione umanitaria in cui tutte le varie religioni e le varie filosofie avrebbero fatto a gara tra di loro su chi riesce a rendere più felici le persone. Per cui, riconoscendo in questo punto comune di tutte le religioni, il desiderio della felicità delle persone, della salvezza dell'essere umano. Poi ciascuno lo declina secondo la propria storia, la propria geografia e così via, però quello che ci accomuna tutti è che vogliamo che le persone siano felici, no? E se posso permettermi, come è scritto in un sutra, che le persone possano vivere là, in senso in questo mondo, felici a proprio agio. Questa è l'aspirazione di tutti, per cui su questi punti possiamo trovare sicuramente dei punti di contatto, degli agganci per collaborare. Io ho trovato
visto tra gli innumerevoli scritti di Daisaku Ikeda, che è il presidente fondatore della Soka Gakkai internazionale, il nostro maestro, ormai è ultra novantenne, vive a Tokyo. Lui ha tenuto con circa 1600 dialoghi, tutti pubblicati, con persone di tutti i tipi, premi Nobel, studiosi di altre religioni, religiosi di altre religioni, scienziati, ecologisti, proprio per creare questi ponti di dialogo. Uno di questi è del 2005, si intitola Siamo umani, è un dialogo con Felix Unger, è un austriaco, spero di pronunciarlo bene, che è un medico accademico, un cardiochirurgo di fama internazionale, fondatore dell'Accademia Europea per le scienze e le arti. Anche in questo campo, anche lui nel suo cerca di costruire questi ponti di comunicazione tra la scienza, l'arte e la religione. Scusate. Ecco, nel corso di questo dialogo, proprio all'inizio, Unger chiede a Daisaku Ikeda quale considera i principali obiettivi del dialogo interreligioso al giorno d'oggi. E Ikeda risponde: in primo luogo, le religioni dovrebbero favorire la comprensione reciproca fra loro. Questo è il punto di partenza per parlare di tolleranza. Se, pur salvaguardando i propri sistemi filosofici e di fede, le religioni cercano di comprendersi a vicenda, saranno in grado di individuare le molte cose che hanno in comune. E questo lo abbiamo sentito e ce lo siamo ripetuti da varie parti in questa giornata. Il secondo obiettivo del dialogo interreligioso dovrebbe essere che tutte le religioni cerchino di imparare dalle altre e usino quanto hanno appreso per svilupparsi ulteriormente. Tutte le religioni dovrebbero crescere in risposta agli stimoli provenienti dalle altre filosofie e religioni, dallo spirito dei tempi e dalle condizioni globali. Questo è un passo non solo ascoltarsi, capirsi, rispettarsi, legittimarsi, ma crescere su questo dialogo. Quello che dicevo Hussein prima, dalla diversità e dal confronto col diverso, c'è una crescita per noi stessi, quindi ciascuno può assorbire e migliorare se stesso attraverso questo dialogo. Il terzo punto, come ebbe a dire Aurelio Peccei, per tutte le religioni dovrebbe essere, e qua cita Peccei, studiare e operare insieme e pertanto sottrarre la popolazione mondiale alla situazione che oggi la travaglia, guidandola prima che sia tardi alla salvezza terrestre. Quindi non basta parlarsi, non basta crescere, ma bisogna anche studiare e operare per cambiare il mondo, per cambiare la gente. Mi veniva in mente quello che, se non ricordo male, diceva lei: dobbiamo uscire tra la gente, non stare lì a parlare tra di noi e dirci come siamo bravi o come siamo d'accordo, ma vivere tra la gente. Prosegue Daisaku Ikeda. Le nostre sfide, i nostri dilemmi attuali possono essere identificati secondo 3 classi di relazioni. Come anche lei ha detto, le relazioni tra gli esseri umani e la natura, la relazione tra gli esseri umani stessi e fra l'umano e lo spirituale. Il primo insieme di questioni fa riferimento alle relazioni tra il genere umano e l'ambiente naturale nella sfera ecologica. Pensiamo allo sconvolgimento degli equilibri naturali che è rappresentato in modo molto chiaro dal riscaldamento globale. Poi seguono i problemi legati alle relazioni tra gli esseri umani negli ambiti politici ed economici.
in cui ricadono le armi nucleari, i conflitti e le guerre, le disparità economiche e la povertà, i diritti umani e il terrorismo strettamente connesso a questo insieme. Al centro troviamo poi la terza categoria che prende in considerazione il declino dello spirito umano e la crisi che viene messa in evidenza da fenomeni quali l'apatia, gli scoppi di violenza improvvisa, le malattie mentali croniche, l'abuso di droghe anche tra i giovani. In relazione a tutto questo sono argomenti di discussione i controlli di tipo etico sulla scienza dell'informazione in rapida evoluzione e sulla genetica. Sfide su scala mondiale che coinvolgono l'umanità intera richiedono di mettere in campo i risultati di molti campi della conoscenza. La chiave di volta è il ruolo della saggezza e della creatività nel mettere pienamente in gioco la nostra eredità intellettuale. In questo complesso insieme di sforzi, la religione ha il compito di sostenere e dare forza allo spirito umano e di elevare i nostri sistemi di valori etici e morali. Quindi credo che non sia necessario aggiungere altro. Da questo tipo di dialogo deve uscire la nostra missione, rivitalizzare l'essere umano, alzare il livello dei nostri concittadini. Grazie. Spero siano ancora presenti i rappresentanti di alcuni movimenti ecclesiali. E se è presente inviterei a prendere la parola la signora Daniela Bignone del Movimento dei Focolari. Ecco, allora io sto in piedi così vi tranquillizzo che è solo un saluto, no? Appunto a nome dei movimenti che sono ampiamente citati nel libro proprio perché diciamo proprio sul campo, no? In prima linea nel dialogo a 360 gradi, quindi non solo nel dialogo interreligioso e spesso in luoghi dove il dialogo è veramente una sfida. Allora, io rappresento il Movimento dei Focolari, appunto guidato diciamo da questo carisma della fraternità. Allora, io pensavo di dare proprio solo un saluto con una breve testimonianza personale, che vorrebbe essere come la prova che tutto quello che abbiamo ascoltato questa sera è vero ed è realizzabile. Intanto grazie perché è stata una serata arricchente e di grande spessore. Io ho vissuto in Pakistan per 23 anni, quindi un paese al 99% abitato da fedeli di religione islamica, dove quindi il dialogo è must, non si può fare a meno del dialogo e in una situazione ovviamente pesante, no? Io penso che sia stato per me una scuola molto importante che dà valore a tutto quello che abbiamo sentito, perché ho potuto vivere il dialogo da minoranza. È diverso, no? Dialogare quando si è in posizione cioè quando si è rappresentativi di una maggioranza e quando invece lo si è di una minoranza. Pensavo di dirvi due titoli, non posso più raccontarvi dei fatti perché mi sembra che abbiamo già ascoltato tanto, ma due cose che ho imparato e che penso potrebbero essere utili a noi, perché non tutti noi siamo ingaggiati in un dialogo a livello accademico, di riflessione, però siamo tutti chiamati al dialogo. Allora, la prima cosa che ho imparato in questi 23 anni è stato che il dialogo non si improvvisa, cioè deve essere uno stile di vita perché sia vero, quindi deve impregnare il quotidiano. E lì, nonostante che fossimo continuamente a contatto con l'Islam, la scuola di dialogo ce l'avevamo e penso che ce l'abbiamo tutti dentro casa. Perché il dialogo è dialogo col parente che sta offeso, è il dialogo con chi la pensa politicamente diverso da te. Quindi la sfida era
dialogare per poter metterci poi in dialogo con gli altri. Quindi questa era la prima cosa. E la seconda, che è stata ampiamente spiegata benissimo stasera, è che c'è un'unica porta che ti fa accedere, no, a questa officina del dialogo, ed è la persona concreta, quella che è accanto e quella che richiede la tua attenzione. E lì, un brevissimo esempio, avevamo un tipografo che stampava le nostre cose, musulmano ovviamente, e c'era sempre un pochino, è logico, un pochino di diffidenza reciproca perché non ci si conosce, no? Poi è successo che gli si era rotta la macchina e per lui era importantissima per fare le consegne, e a noi era venuto in mente che avevamo una macchina che non usavamo, vecchietta, e gliel'abbiamo offerta. Non se l'aspettava e siamo veramente diventati profondamente amici, no? Ma un'amicizia dove il dialogo non era solo, era un dialogo vitale, no? E poi da un rapporto, ogni rapporto è un effetto domino, si allarga, no? E concludo dicendo che è proprio vero quello che ha detto Hussein, riferendoci all'11 settembre, no? Che c'era un'immagine distorta, perché noi come stranieri in Pakistan eravamo in pericolo, perché poi ci sono stati bombardamenti, eravamo ai confini con l'Afghanistan, e veramente chi ci ha assicurato protezione, che ci ha detto venite a casa mia, non vi lasceremo soli, sono stati i fratelli musulmani. Per la comunità di Sant'Egidio, la signora Claudia Poggi. Allora, buonasera. Quando uno parla per ultimo tutti si aspettano che sia breve, quindi cercherò di esserlo il più possibile, però permettetemi alcune suggestioni che il libro ha suscitato, ecco, in me. Intanto, ecco, in questo libro io ho trovato riferimenti, citazioni, documenti di encicliche, di documenti, eccetera, che sono molto familiari a noi. Cioè sono un po' un pane quotidiano, ecco, sono riflessioni, studi, insomma, sui quali si va avanti, ecco, si torna indietro e si cerca di andare avanti. Io credo che San Paolo dice siamo circondati da un grande nuvolo, da una grande moltitudine di testimoni, no? E noi dobbiamo correre verso la corsa che ci sta davanti. Charles de Foucault, l'avete detto ampiamente e molto bene, è un grandissimo esempio, cioè è colui che veramente ci sta davanti e ci insegna quello che oggi è la necessità per questo mondo frantumato e diviso, no? Cioè essere fratelli universali. Cioè lui che ha condiviso la vita dei più periferici nel deserto del Sahara con la fiducia nel Dio dell'impossibile. Ecco, e che può abbattere davvero ogni muro, ogni separazione. Ecco, io credo che qui abbiamo veramente un grande esempio e sappiamo bene anche quanto i muri oggi sono cresciuti nel nostro mondo, quante separazioni, quante divisioni, ecco, quanta poca pace. Ecco, bene, Charles de Foucault credo che con questo richiamo ad essere fratelli universali ci dice che noi dobbiamo essere fratelli di tutti, cioè la sua testimonianza negli anni ha aperto anche nuovi orizzonti spirituali tra cristiani e musulmani. Possiamo dire che oggi si ricollega l'enciclica Fratelli Tutti, che è di nuovo un altro, come dire, obiettivo e un altro modo cioè un'altra via per riflettere e anche per mettere in pratica che noi abbiamo, no? C'è uno strumento importantissimo in questo mondo, no? E io credo che sia anche un po' un'esortazione ai cristiani e a tutte le religioni alla mitezza, ma che non è mai mediocrità, che non è mai stare a guardare, ma è piuttosto l'audacia di non essere mai indifferenti davanti agli altri, davanti a quanto succede, ma di entrare in dialogo con tutti e di imparare a parlare con tutti, no? Parlare di pace, per esempio, oggi sembra un'utopia, sembra un'ingenuità, sembra qualcosa che
stona, no? Perché il mondo riabilita il conflitto armato, ma sappiamo anche quanta rabbia, quante divisioni, quanti odi ci siano anche a livello spicciolo nella vita quotidiana, no? E di come le parole che ognuno di noi può dire possono dividere o unire. Ecco, io credo che quando Gesù ci dice state attenti a voi stessi, credo che oggi sia il tempo per stare davvero molto attenti a noi stessi. Solo una piccola citazione, anzi due veramente se permettete. Il grande rabbino Jonathan Sachs, proprio anche per parlare un po' di ebrei, il grande rabbino Jonathan Sachs nella sua ultima fatica, questo bellissimo libro che si intitola Moralità, ristabilire il bene comune in tempi di divisioni, diceva con grande forza che bisogna parlare con tutti, che non è solo una nostra facoltà, ma è un nostro dovere. Dobbiamo far sapere al mondo che esistiamo e di quali valori siamo portatori, restaurare il mondo ed esaltare il valore delle differenze, cioè ricostruire le nostre vite insieme. È una gran bella sfida in questo tempo, speriamo, post pandemia, quando il Papa ci ha esortato a credere fermamente, fortemente, che ci si salva solo insieme. Io credo che noi dobbiamo come cristiani, lo vivo con la comunità di Sant'Egidio, rendere ragione della speranza che è in noi, no? E penso che però, come un po' dà l'occasione questa opportunità, l'opportunità di questa sera, se tutti ci impegniamo e lavoriamo per l'incontro, per il dialogo, che poi il dialogo si traduce anche nella solidarietà con chi ha bisogno, no? Che è sempre gratuità, è sempre dare la mano all'altro, ecco, molto, veramente molto potremo cambiare, ecco. Non mi sembra che non ci sia tempo da perdere, ecco. Un'altra sola piccola cosa, noi siamo in un tempo, e questo mi sembra che anche un po' occasioni come questa sera ci aiutano a risvegliare un po' la coscienza, siamo in un tempo, diceva Edgar Morin in un bellissimo articolo recente, un anziano di 101 anni, quindi possiamo dire quanto gli anziani hanno da dirci e da insegnarci, no? Diceva che questa non è una crisi economica o solo, no? O sociale o ecologica, ma è una crisi di pensiero, cioè è una crisi culturale, cioè la riflessione ormai è un lusso. Quindi anche l'invito a leggere libri, a rileggere i documenti citati e quant'altro, credo che ci aiuti a rimettere un po' non noi stessi al centro, ma il mondo al centro e trovare la strada per cambiare. Su questo discorso del cambiamento io credo che l'enciclica, ripeto, Fratelli Tutti, è qualcosa di veramente straordinario, è una guida preziosa, e l'enciclica, volevo sottolinearlo proprio per ribadire come sia importante il dialogo, nasce, come afferma lo stesso Papa, da una riflessione che ha compiuto con il grande imam Al-Tayeb, no? Proprio una riflessione nel dialogo e nell'impegno congiunto, nella convinzione che Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali tra loro nei diritti e nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli. Ecco, da questo importante documento, adesso solo per fare un esempio, no? Nella nostra comunità c'è stato, come penso in tante altre situazioni, un movimento, una riflessione, un pensiero, ed è nato anche un gruppo di giovanissimi di varie religioni, di culture, di nazionalità diverse, che si incontrano frequentemente, un po' come diceva prima, parlando di Charles de Foucault, con questi atteggiamenti di dialogo, di amicizia e di bontà, no? E quindi si incontrano e aiutano, per esempio, gli anziani, sostengono gli anziani, cioè è un modo per vivere insieme come giovanissimi, ripeto perché sono molto giovani, vanno dai 14 ai 20 anni, ecco, e che è anche il modo per tradurre quello che noi leggiamo, ascoltiamo, su cui meditiamo. L'altra cosa, lo spirito di Assisi, ne avete parlato già abbondantemente, se ne parla anche nel libro, è sempre che la comunità porta avanti ormai dal 1986, è qualcosa che appare sempre più necessario, questo incontrarsi tra leader di religioni diversi, tra politici, tra gente comune,
per la costruzione della pace. Quest'anno si terrà a Roma il prossimo ottobre e si può seguire online, si può seguire sulla stampa. Io vi ringrazio per questa opportuna e anche necessaria riflessione. Si concludono così gli interventi preannunciati. Do brevemente la parola alla professoressa Delfino per una comunicazione diversa. Scusate, dovevo dirlo prima. Questo è il primo, diciamo, è un convegno, è la prima iniziativa dell'anno accademico 2022-23 del CUP. E la prossima, ve lo dico già, è il 29 ottobre, sarà una conferenza su Rubens, quindi c'è l'importante mostra che si apre il 6 ottobre, quindi su quello. Ricordo anche che il giorno 8 ottobre iniziano le iscrizioni al CUP in presenza al Museo Navale e verranno date nelle prenotazioni i moduli e il librino e poi dal 10 ci si iscriverà. Dal 10 ci si potrà iscrivere anche online. Dovevo dirlo prima, scusate. Adesso passo la parola al nostro moderatore. Grazie. A questo punto, esauriti gli interventi programmati, chi è presente e intende fare delle domande o delle considerazioni è invitato a farlo. Se qualcuno ritiene. Prego. Sì, grazie. Può andare lì e del suo nome. Ancora uno. Volevo dire due cose. Una, Renato, mio professore di filosofia al CUP, e poi dare una testimonianza di un mio interesse culturale. Mi aveva colpito molto anni fa la lettura di un teologo ebraico che sosteneva questo. Rispetto ai cristiani che aspettano il ritorno nella gloria del Messia, il popolo ebraico aspetta ancora la venuta del Messia. E diceva questo teologo ebraico: non ci stupiremmo che quando verrà il Messia sarà lo stesso Gesù Cristo, per noi e per voi. Mi pare che questa è una bella notazione. Altri interventi? Allora, se nessuno ha domande da fare a considerazione dell'esporre, prego.